E così a parola a me, come Monachino, giustamente abbiamo ascoltato il secondo pezzo, su bello pezzo da Piero, che so bella fisarmonica, e spero che ci facesse ascoltare ancora qualche altro bello pezzettino di musica siciliana. Sì, direi che Piero potrebbe farci ascoltare qualche altro pezzo magari un po' più tardi, dopo le 11, così fa altri due pezzi e lo lasciamo ai suoi divertimenti. Un'altra cosa volevo dire, Piero Zaffina, mi pare che a tempo libero fa anche un po' di sport, no? Mi pare che fa il calcio. Non più. Comunque pare che hai partecipato al torneo dei giovanissimi a Real Monte con la tua squadra che si è classificata, mi pare, terza. Sì, è vero. Tu in che ruolo giochi quando fai il calcio? Normale faccio il centravanti, però quest'anno ho fatto il difensore. Ma ti piace di più suonare la fisarmonica o segnare gol? La musica. Piace la musica. Bravo, mi fa piacere, è meglio cosa è la musica. Piero Zaffina ama intrattenere i vicini di casa con delle stupende serenate notturne. Direi che questa è una cosa che fa piacere perché fa un po' di atmosfera. E allora caro Mineco, ti dico, vediamo di stasera in po' se non potremo portare in Viagra, cazzi, che aveva fisarmonica, chitarra, mandorlino e vedi che succede. Ufficialmente è invitato allora a intervenire a questo concerto. Entra a venire in questo concerto, così vediamo che seratina potremo veramente fare stasera. Va bene, per il momento è tutto, ci risentiamo più tardi, possiamo andare con la prosecuzione del quiz. Va bene caro Mineco, ciao Mimmo, ci risentiremo a più tardi e anche un saluto faccia a Piero, caso fisarmonica. Viva 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 viva, viva viva Sangalò. Viva Sangalò. Soleggio non posso stare, cerco una zeta, sì, ma non lo saggio né cercare, io non la trovo più, si la cerco. E a così signore me, a voce di Giancampione, subito immediatamente dopo la fisarmonica di Piero, ed è 54 minuti primi mi fanno cenno di in diretta, vediamo a quel che avemo, pronto? Senti, posso dire Antonina? Sì Antonina, tu ne chiami? Da Fontanelle. Da Fontanelle, qual è la risposta Antonina? Il sale. Il sale, va bene Antonina, ciao e buona domenica. Cavolissa mia, come affari senza l'amore, pazza divento io, come affari senza una zita, io non resisto più, non può durare così, presto presto a trovare chi già mi dici sì. Volessi fare l'innamorato, ma solo non. E ancora signore me, interrompo sto bel brano ed è 55 minuti primi per chi era ancora in diretta, pronto? Pronto, sono Rina di Real Monte. Sì Rina, dimmi. Il sale, senti Don Giuseppe, posso fare una dedica? Sì. A Franca Zaccaria e la sua famiglia, la zia Rina. Va bene Rina, ciao. Grazie. E buona domenica, Altrettanto prego. a lei. Grazie. Buongiorno. Ti sfortuna cacciaio, che non posso trovare chi già cavolissa mia, come affari senza l'amore, pazza divento io, come affari senza una zita, io non resisto più, no, potrà. E ancora interrompiamo sto bel brano di Giancampione e vediamo a quel che avemo in diretta, pronto? Taibbi Antonella. Antonella, tu ne chiami tu? Da Fontanella. Da Fontanella. Allora Antonella, qual è la risposta? Il sale. Il sale, va bene. E allora Antonella